Buon pomeriggio, bentrovati ad Anteprima Corner, il nostro appuntamento del lunedì per fare il punto su quanto accaduto nel fine settimana calcistico, un fine settimana che ha regalato sorrisi sicuramente alla Sicilia occidentale, musi lunghi, preoccupazioni invece in Sicilia orientale per le sconfitte del Catania ieri, piuttosto pesante, 4-1 sul campo del Cosenza, ma anche del Siracusa in casa contro il Benevento. Hanno vinto il Palermo in Serie B, invece nella Sicilia orientale ha vinto anche il Trapani che ha regolato la Casertana. Allora parleremo di questo partendo dal Catania come sempre. In studio con me c'è Alessandro Vagliasini. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio. Prima di cominciare la nostra analisi, prima di vedere, di capire il perché o i perché della sconfitta di ieri del Catania, con il supporto anche della grafica, andiamo a vedere quella che è il quadro dei risultati chiaramente fin qui maturati nel campionato di Serie C nel girone meridionale. Adesso le diamo anche a tutto schermo. Foggia Latina 1-1, Monopoli Cerignola 2-0, Potenza e Crotone hanno pareggiato 3-3, a Picerno il Casarano è passato per 2-1, Siracusa 0, Benevento 3, Atalanta Under 23, Altamura 0-0, il Cosenza ha superato 4-1 il Catania, Trapani Casertana è finita 2-0 e poi Salernitana Sorrento 2-1, mentre invece vedete Cavese e Giuliano si gioca nella giornata di oggi. Allora, la classifica, vediamo anche qual è la situazione in questo momento con una coppia in testa, in vetta, Catania e Benevento assieme alla Salernitana con 9 punti, Salernitana che deve recuperare comunque ancora una partita, Monopoli e Casarano a 7, la Casertana a 6, poi Crotone, Cosenza, Potenza, Picerno e anche Cerignola a 5 punti, Atalanta Under 23, Giuliano, Altamura e Latina 4 punti, assieme al Foggia. Qui siamo nella zona un pochettino più complicata e calda, ma siamo appena all'inizio dell'anno, con il Trapani adesso a 2 punti, ha annullato praticamente la penalizzazione, la Cavese e il Sorrento a 1 punto, chiude il Siracusa con 0 punti, fermo al palo. Allora, Alessandro, adesso vengo da te per parlare del Catania, per parlare della sconfitta, una brutta sconfitta, la prima della stagione, ma per come è venuta, per come poi la partita è stata giocata anche dalla squadra di Toscano, per alcune scelte anche dello stesso Toscano e nella interpretazione dei suoi giocatori in campo, mi pare di poter dire che probabilmente forse più di un bagno di umiltà a questa squadra e non solo alla squadra. Forse, Angelo, troppi complimenti hanno fatto perdere di vista al Catania quale fosse la mission di questa partita trappola, perché l'avevamo detto a Corner lunedì che questa era una partita trappola, così è stato. Però la differenza è che il Cosenza si è presentato in campo col coltello e tra i denti, il Catania si è presentato con le pistole ad acqua, se mi passi. No, te lo passa anche perché sugli spalti non c'era praticamente nessuno. E quindi era una condizione ideale per dare continuità al cammino finora entusiasmante che il Catania aveva tenuto nelle prime 3 giornate di campionato. Partita quindi a mio avviso preparata malissimo da tutti, a cominciare dall'allenatore, a proseguire da tutti i calciatori, un atteggiamento di resa annunciata, perché già dall'inizio della partita si vedeva quale fosse l'atteggiamento delle due squadre. Catania che ha praticamente perso tutti i duelli individuali, e chiaramente per le squadre di Toscano il segreto è quello di vincere più duelli possibili in tutte le zone del campo. Il Catania ne ha vinti pochissimi, ha fatto tanti errori difensivi a centrocampo, in attacco, e quindi la logica conseguenza è questa sconfitta. Con queste proporzioni amplifica ovviamente gli effetti negativi. Forse è un bene, ma lo ha accennato questo Toscano ieri a fine partita, perché, ripeto, questa settimana secondo me è viaggiata su un binario sbagliato. I troppi complimenti che hanno accompagnato i giocatori in campo ieri a Cosenza adesso devono essere totalmente azzerati e mettersi nell'ordine di idee che se vuoi vincere il campionato, prestazioni come quella di ieri devono restare figlia unica, perché ovviamente una squadra che ambisce alla promozione diretta in Serie B
prestazioni del genere, non ne potrà più riproporre in nessun modo. Alessandro, sentiamo le parole di Francesco Di Tacchio, che ieri è tornato e devo dire, per quello che ha potuto fare nel deserto, passatemi questo termine, del centrocampo rossazzurro, comunque di tutta la struttura proprio in campo ieri, tutta la squadra, sicuramente non ha fatto assolutamente male. Allora vediamo l'intervista a Francesco Di Tacchio. Personalmente sì, sono felice del mio rientro, però non era quello che sognavo. Dobbiamo lavorare, abbiamo commesso degli errori, li analizzeremo in settimana, però adesso zero drammi, solo testa bassa a lavorare. Bisogna mentalizzarsi, perché il campionato di Lega Pro è questo. Bisogna sporcarsi quando si deve, bisogna combattere su ogni palla, bisogna vincere i duelli. Queste sono le basi del calcio. Noi non possiamo limitarci solo ad altro, però ripeto, bisogna lavorare, analizzare e crescere. Mi pare che Di Tacchio ha fatto una fotografia Onesta, reale, proprio da leader, istantanea di quello che è successo ieri, soprattutto l'esordio della sua intervista, quando dice che bisogna in qualche modo capire qual è il palcoscenico dove tu ti vai ad esibire, che è un palcoscenico campionato di Serie C che non ha partite semplici, anche perché chi ha da perdere certamente il Catania e non le altre squadre. Di fronte c'era il Cosenza, squadra retrocessa con 7 undicesimi almeno della passata stagione, però non aveva ancora vinto una partita. Non ha mai fatto, diciamo, una vittoria e aveva stentato in più di una circostanza. Assolutamente, se non riesci a vincere, quantomeno conservare il risultato positivo, dare continuità. Ecco, le grandi squadre, quelle che puntano al massimo obiettivo, necessariamente devono avere queste caratteristiche, perché se no strada non ne fai. Andiamo a vedere anche il contributo grafico che riguarda proprio Francesco Di Tacchio, e noi abbiamo premiato, diciamo, come top del match, al di là proprio del minutaggio che ieri ha potuto avere a disposizione, però insomma ha dato subito prova di consistenza, di intensità, e quindi è una notizia importante questa per il Catania nel proseguo, anche perché lo vedete sulla destra, è un giocatore con più di 300 presenze in Serie B, con 10 gol e 12 assist nel suo bottino. Un'altra notazione che facciamo, ma ne parleremo meglio stasera durante Corner, riguarda la catena di infortuni che da 2 settimane, diciamo, si è sviluppata. Cercheremo di dare, insomma, la nostra interpretazione e dire che l'infortunio di Martic è un infortunio grave, ha subito uno strappo all'adduttore, quindi sarà un'assenza non inferiore ai 2 mesi per il giocatore che è subentrato ieri nella ripresa e che di fatto in quello che era il roster creato dal Catania era il vice di Gennaro. Dobbiamo dire anche che comunque il Catania dalla prossima settimana ritroverà Quaini, giocatore duttile. La squalifica, 4 turni scontati, certamente a maggior ragione per l'infortunio di Martic. Quaini potrebbe diventare, diciamo, il sostituto qualora sia necessario, appunto, nel pacchetto dei difensori. Su tutte le altre situazioni di giocatori, diciamo, reduci da infortunio o infortunati recenti tipo Aloi, stasera a Corner ne diremo di più. Alessandro, un'ultima osservazione e poi ti saluto e diamo l'appuntamento alle 20:45. Il Catania ieri ha riproposto in mezzo al campo Jimenez, stavolta in coppia con Corbari. Un esperimento che in qualche modo si era visto per un segmento di partita contro il Monopoli, che non aveva però dato buoni risultati. Ed era una partita in casa. Riproporre di nuovo in quella posizione il giocatore spagnolo forse è stato un azzardo da parte di Toscano, considerato la squadra che avevi di fronte anche. Sì, assolutamente, Angelo, è stato un esperimento fallimentare. Quella soluzione, a mio avviso, può andare bene in casa per diciamo, un minutaggio ridotto, se devi gestire, se per esempio sei in una posizione di vantaggio, e allora è una soluzione che puoi anche adottare, ma dal primo minuto a Cosenza contro una squadra che fa
del reparto mediano, insomma, la sua maggior peculiarità, è chiaro che sei andato in sofferenza e hai fatto saltare i collegamenti fra i vari reparti, perché il Catania, come dicevamo prima, non ha mai dato l'impressione di essere in controllo della partita. E infatti proprio sta qui la questione proprio della partita. In realtà forse il Catania questa partita neanche l'ha... C'è il Cosenza con Juan, Langella soprattutto, Contiliano che comunque faceva da raccordo, e il movimento di Ricciardi che aiutava i centrocampisti. Si è poi schierato di fatto con un 4-4-1-1 e ha creato lì i presupposti poi per sfruttare il lavoro di Florenzi nella zona morta e quello di Mazzocchi, che è stato veramente determinante da un punto di vista tattico. Il Cosenza la partita l'ha vinta lì. Permettimi di dire che ieri le corsie esterne del Catania inesistenti, non ha funzionato niente, solo Lunetta ha funzionato. Quando è entrato? Il resto da dimenticare. Va bene, allora grazie allora ad Alessandro. Ci vediamo stasera. Ci vediamo noi stasera per Corner. Ricordiamo alle 20:45 su Telecolor e anche su siciliaweb.it in streaming la possibilità di vedere dunque il nostro approfondimento. Vedo già collegato intanto Marco Gullà. Buon pomeriggio Marco, vengo da te fra pochissimo, intanto buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Vedo anche collegato Franco Cammarasana, ci rivediamo anche con Franco fra poco attiveremo anche il collegamento con Siracusa. Grazie, ci fermiamo, c'è una breve sosta e poi saremo di nuovo insieme ad Anteprima Corner. Rientriamo in studio, ancora Anteprima Corner come annunciato, adesso andiamo a Palermo. Marco, allora il tabù trasferta per il Palermo finalmente è stato in qualche modo sfatato. Inzaghi ha portato entusiasmo anche a questa squadra lontano dal Barbera, era la prima delle partite lontano da casa per la squadra rosanera, è arrivato un 2-0 convincente su un campo come quello del Sud Tirol, dove in pochi hanno vinto. È una squadra piuttosto complicata da affrontare. Sì, anche se consideriamo le partite dell'anno scorso, il Sud Tirol ha appunto una scia importante di risultati utili conquistati appunto in casa. Diciamo subito però che il Palermo certamente non ha brillato in maniera estrema per quanto riguarda il gioco, ma in Serie B, caro Angelo, tu mi insegni che servono qualità come appunto pragmatismo, cinismo e soprattutto sacrificio. E il Palermo nel suo bagaglio queste qualità in questo momento le ha. E allora ha approfittato pure del gol a freddo segnato appunto da Poyampalo, poi nella ripresa ha sofferto in diverse fasi del match, anche se non tantissimo, e poi con uno strappo clamoroso di Palumbo, inserito da Inzaghi proprio a partita in corso, è riuscito insomma a spazzare via la difesa del Sud Tirol e a trovare ancora in Poyampalo l'uomo perfetto per capitalizzare il gol del 2-0. Quindi sicuramente una prestazione abbastanza positiva in un campo, l'abbiamo detto, un campo che non è assolutamente facile. Credo che in tante squadre che giocheranno contro il Sud Tirol fuori casa faranno sicuramente fatica. Questo è un altro segnale che il Palermo ha offerto al campionato, alle dirette concorrenti. Noi ci siamo, noi vogliamo andare fino in fondo e sicuramente adesso la strada è tracciata, Palermo bisognerà ovviamente che la percorri fino in fondo. Ovvio che siamo soltanto alla terza giornata, però vi dico che i segnali che arrivano da questa squadra, ma anche dall'atteggiamento in campo, sono decisamente di estrema fiducia. Anche Inzaghi insomma l'ha detto abbastanza contento, soddisfatto di quello che la sua squadra ha fatto vedere ieri contro la compagine di Castori. Tu hai chiamato in causa Inzaghi, allora lo sentiamo cosa ha detto nel dopo partita. È una grande vittoria, veramente. Avevo chiesto alla squadra di venire a fare una battaglia, abbiamo fatto veramente una grande gara di battaglia, di sofferenza, ma ribattendo colpo su colpo. E poi è chiaro che speravo che facendo battaglia poi il nostro talento potesse portarci
a vincerla. Siamo contenti, qua insomma il Sutiro nel 2025 non aveva mai perso, noi non vincevamo insomma da quasi 50 anni alla prima trasferta. Sono contento che questi ragazzi si siano ritagliati questa grande partita, questa soddisfazione, e poi dedichiamo questa vittoria anche ai nostri tifosi che non sono potuti entrare, che sono stati fantastici, sono venuti in albergo, ci avevano chiesto di dedicargli questa vittoria e la squadra, facendo questa gara, penso li abbia reso orgogliosi. Marco, Inzaghi è un grande comunicatore, ha una grande esperienza, riesce veramente a trasmettere evidentemente alla squadra la giusta carica, ma riesce anche a creare una certa empatia anche con l'ambiente. Ci sono state delle polemiche a proposito del divieto di trasferta ai tifosi del Palermo per questa trasferta. Sì, polemiche che appunto sono nate dopo appunto il divieto di trasferta. Pensate che il divieto di trasferta per i tifosi del Palermo uno prima poi della partita, quasi un giorno e mezzo prima della partita, quindi è ovvio che tantissimi tifosi residenti in Sicilia avevano acquistato il biglietto, ma anche il biglietto aereo, e si sono visti ovviamente sbarrare la strada verso il Druso di Sudtirolo, di Bolzano, quindi sicuramente una decisione che magari poteva essere presa un po' prima. Sembra che sia legata a delle frizioni che ci siano all'interno della tifoseria palermitana, però perché comunicarlo a 30 ore, a 24 ore dalla fischio d'inizio della partita? Assolutamente no. E tra l'altro insomma la protesta ha anche accomunato il presidente del Palermo Dario Mirri, che non ha assistito al match allo stadio, ma pur essendo a Bolzano ha visto la partita dall'area parcheggio, quindi in TV, per una sorta di solidarietà nei confronti dei tifosi rosanero, che comunque ne hanno ben donde e soprattutto hanno pienamente ragione per la loro protesta, poi civile assolutamente. Sono partiti nonostante tutto alla volta di Bolzano, non sono entrati allo stadio, e comunque andando a sottolineare l'aspetto che a volte bisogna forse organizzarsi un po' meglio da parte degli organi federali. Prossima partita abbastanza... Volevo vedere la classifica prima di parlare dei prossimi match, perché è una classifica che in qualche modo dà giustizia, rende giustizia al club del Palermo. Dicevo, la classifica della Serie B, una classifica che tiene ancora tra le prime della classe la squadra di Inzaghi. Adesso la vediamo a tutto schermo anche. Sì, ancora ovviamente gli equilibri sono abbastanza sottili, una partenza a rilento per alcune squadre, abbastanza positiva invece per Palermo, per il Modena, per il Frosinone, per lo stesso Cesena, squadre che in questo momento hanno 7 punti. Mi aspettavo sicuramente qualcosina in più dallo Spezia, la squadra ovviamente che dal Bari, che ha soltanto un punto in classifica e che nel prossimo match sarà ospite del Palermo, dal Monza, che comunque reputo ancora una squadra assolutamente importante nonostante la sconfitta di Avellino. E poi c'è il Palermo assieme a queste altre squadre, diciamo che sono più outsider che etichettate come possibili vincitrici del torneo, soprattutto Cesena e Modena, ma staremo a vedere se poi continueranno fino in fondo anche queste formazioni che in questo momento occupano la vetta della classifica in condominio, ovviamente in coabitazione con altre 3 squadre. Prossima partita, dicevo, Palermo-Bari, non è assolutamente facile, al di là della posizione di classifica del Bari, perché comunque la squadra pugliese ha iniziato molto male, però la qualità della rosa è abbastanza importante e può mettere insomma in difficoltà il Palermo venerdì. Allora Marco, ci racconterai di questa partita, l'avvicinamento anche a questa partita che fa parte di quel ciclo di gare piuttosto complicate che il Palermo dovrà fare da qui all'inizio, a metà, diciamo, prima di metà di ottobre, perché poi ci sarà anche il Cesena, ci sarà il Venezia, insomma ci saranno partite piuttosto complicate per gli uomini di Inzaghi. Partita venerdì, tu ci racconterai l'avvicinamento a questa sfida e poi anche ovviamente l'esito finale del
match. Grazie ancora per essere stato Sicuramente. con noi. Ci ritroviamo venerdì con Anteprima Corner con Marco Gullà. Adesso apriamo il collegamento con Trapani, dove c'è Franco Cammarasana, che abbiamo già visto, abbiamo già salutato. Grazie Franco, resta un attimo lì perché vedo già collegato con noi da Siracusa Marco Petrolito. Buon pomeriggio anche a Marco. Buon pomeriggio a voi. Grazie, allora cominciamo dalla Trapani, che finalmente si è tolto, diciamo, si è scrollato di dosso la penalizzazione, è entrato in territorio positivo, +2. Un dato va rilevato: il Trapani, nonostante la penalizzazione, ha messo insieme 10 punti e oggi questi 10 punti varrebbero, senza il -8, il primo posto in classifica. Sì, almeno per qualche giorno ancora, visto che ancora c'è la Salernitana che deve recuperare una partita. Però è un bilancio sicuramente positivo, in 8 partite, 10 punti, 10 gol fatti, uno solo subito, un altro sul calcio di rigore. Ieri una vittoria netta nel punteggio, non soltanto nel punteggio, perché non è stata per il Trapani una partita facile, e lo si era intuito già alla vigilia, sia perché si conosceva benissimo la forza della Casertana, e sia perché il Trapani è stato costretto un pochino per scelta, un pochino per necessità, a rivoluzionare la sua difesa, sia per l'assenza del squalificato Giron, sia perché all'ultimo momento è venuto a mancare Salines, che è tornato di corsa a casa per la nascita del primogenito. Tra l'altro la partita è stata affrontata con 2 giocatori che poi tra l'altro in corso d'opera sono usciti come Negro e Pirrello, entrambi non nelle migliori condizioni. E poi un altro aspetto importante: era la prima partita che il Trapani, per scelta questa volta tecnica, affrontato con la difesa a 4, questo per un pochino bloccare quelle che sono le pericolose incursioni dei laterali offensivi della Casertana, come Callon e il palermitano Bentivegna, che fanno anche da spalla a quel Vano, a quel Lugagnone che di resta le prende il tempo. Non solo, ma poi privandosi di un giocatore a centrocampo, chiaramente c'erano altri rischi, anche perché il centrocampo della Casertana vanta giocatori come Pezzela, ma come anche il Trapanese Toscano, gente molto di qualità. Ripeto, non è stato facile, il Trapani ha anche rischiato, anche se poteva passare in battaglia già al 19esimo con Grandolfo che ha colpito una traversa, poi al 22esimo un episodio molto contestato per modo di dire, nel senso, in una delle tante incursioni di Callon in area, questi è stato atterrato. Nel primo momento l'arbitro aveva concesso il calcio di rigore e poi è andato a rivedere le immagini e chiaramente ha visto che non c'era nulla di irregolare. Poi nella ripresa la qualità e l'esperienza di alcuni giocatori del Trapani hanno fatto il resto, perché poi al 22, prima c'è stata al 14esimo una traversa colpita dalla Casertana, conferma di quanto fosse pericolosa questa squadra nel reparto avanzato, con Vano, tanto per cambiare di testa sugli sviluppi di un calcio pensato. Poi al 22esimo la partita si è sbloccata con un cross dalla sinistra di Dinoia, altro giocatore esperto, e una zampata vincente sotto misura di Grandolfo, anche questo è un giocatore molto esperto nel Trapani. Ieri alla terza marcatura già in 4 partite. Franco, sentiamo Aronica e poi cominciamo a parleremo anche del prossimo impegno per il Trapani. Aronica. Siamo contenti di questo inizio di stagione perché abbiamo raggiunto il primo obiettivo, che era quello di azzerare la penalizzazione. Non abbiamo mai parlato, non abbiamo visto mai nello spogliatoio la classifica, quindi avevamo preparato l'inizio di stagione veloce, con una ripartenza importante per cercare di azzerare subito quella che era la classifica deficitaria. Chiaramente i successi danno entusiasmo, danno sicurezza, danno tra virgolette autostima, ma bisogna ripartire perché ancora siamo in fondo alla classifica e quindi adesso c'è da aprire il secondo capitolo stagionale, che è quello di ripartire e cercare obiettivi ancora più prestigiosi e importanti. Allora, obiettivi più prestigiosi ed importanti, cominciamo subito con il prossimo avversario intanto, Franco.
Sì, il prossimo avversario è l'Altamura, una squadra molto veloce che va in Puglia, squadre, ripeto, difficili da affrontare. Volevo segnalare una cosa, ieri c'era soddisfazione in tribuna al provinciale, perché nell'ultima occasione in cui Trapani ha affrontato la Casertana, nell'ultima giornata di campionato della scorsa stagione, la Casertana vince a Trapani e vincendo a Trapani conquistò la certezza della matematica salvezza, ma al contempo negò al Trapani le ultime chance di poter partecipare ai playoff. Quindi una sorta di rivincita, anche per questo sulle gradinate del provinciale un pochino era questa grande. Ovviamente si spera che Trapani possa dare adesso seguito a questi risultati positivi, a cominciare, ripeto, dalla partita di Altamura che precede poi il derby con Catania. Grazie Franco, ci dobbiamo fermare e allora ci ritroviamo ovviamente noi per parlare proprio anche del derby, ma lo faremo ovviamente la prossima settimana. Intanto buon pomeriggio a te, vado a Siracusa, abbiamo già visto e sentito il nostro Marco Petrolito. Buon pomeriggio Marco. Sì, ben ritrovati. E allora per il Siracusa invece c'è poco da sorridere, poco da stare sereni, ancora 0 punti in classifica, è l'ennesima sconfitta di questo campionato, un campionato nato male, con Marco Turati che nel post gare in qualche modo è parso molto insoddisfatto. Direi di partire dalle parole del tecnico, poi possiamo fare un'analisi anche del momento, ma intanto sentiamo Turati. Io penso che, a differenza di quello che mi dicono tutti, non è stato un gran bel Siracusa oggi. Io voglio molto di più, non lo dico per il risultato, mi assumo tutte le responsabilità, sono io che ci metto la faccia, sono io il primo responsabile, ma pretendo molto di più. Abbiamo sicuramente tenuto il pallone in maniera importante, ma sono molto deluso poi dall'attenzione. Allora Marco, subito un'osservazione, quanto pesa l'inesperienza che il Siracusa ha di questo campionato e quanto invece diciamo, è pronta questa squadra in termini di rosa ad affrontare il campionato di Lega Pro, se effettivamente manca qualcosa a questa squadra? Guarda, Angelo, analizzando la composizione della rosa, viene da dire che la rosa appare abbastanza completa in ogni reparto. Tuttavia, l'ennesima sconfitta, questa senza appello, dimostra che si tratta di una squadra che ancora non convince e che paga soprattutto il fatto di aver allestito una rosa, quella a disposizione di Turati, un po' in ritardo rispetto all'inizio del campionato. Errore strategico, quest'ultimo che tra l'altro anche lo stesso presidente del Siracusa, Alessandro Ricci, ha ammesso, nonostante vi sia l'impegno dei giocatori, nonostante vi sia tanta generosità, c'è una condizione evidentemente ancora non accettabile e qualche elemento di troppo che magari è sceso in campo nonostante non fosse al meglio. Ecco, questi sono magari i motivi che portano ad una situazione, possiamo dire, stagnante in questo momento della stagione. Siracusa che comunque, dobbiamo dirlo, ha fatto più che di qualche passo indietro rispetto alle prime 3 partite. Rispetto a Cerignola abbiamo visto una squadra a tratti impaurita che ha provato timidamente a reagire dopo aver subito il gol del provvisorio 1-0 in avvio di ripresa, ma che ha fatto ben poca cosa. Ecco, soprattutto è chiaro anche a Turati, come ha ammesso del resto nel dopogara, abbiamo sentito che si aspettava molto di più dei suoi giocatori, sia in termini di continuità che in termini di spinta, considerando anche il modulo, il 4-2-3-1 con cui si è vista una squadra con diversi giocatori offensivi in campo, con un terminale d'attacco come Capanni che è apparso un po' isolato e che quindi, diciamo, ha avuto pochissime chance di far male agli avversari. Allora, un Siracusa che è atteso a questo punto da un riscatto che passa attraverso le prossime partite. Da qui a qualche settimana ci sarà anche il derby con il Catania, ma intanto bisogna fare qualche punto perché la situazione poi potrebbe davvero complicarsi. Sicuramente la squadra è chiamata a reagire sin da subito, bisogna farlo molto presto, perché se è vero che il calendario inizialmente ha riservato delle formazioni, diciamo, poco agevoli come la Salernitana, il Monopoli, il Cerignola e poi il Benevento, sabato a Crotone si giocherà alle 5:30, si preannuncia un'altra partita molto ostica per gli uomini di Turati e tutti comunque, abbiamo visto, stanno facendo punti. Volevo aggiungere anche che ci sono anche delle perplessità legate all'atteggiamento difensivo con gli azzurri che nell'arco dell'ultima gara
hanno subito un po' troppe ripartenze, ritrovandosi spesso a dover difendere uno contro uno, quindi hanno sofferto oltremodo una squadra che comunque il Benevento dimostrava di essere di caratura decisamente superiore rispetto agli azzurri. Quindi si aspetta questa reazione, lavoreranno in settimana con questo intento gli uomini titolari per superare le difficoltà e cercare di correggere questi errori che hanno caratterizzato l'inizio di stagione. D'accordo, grazie allora anche a Marco Petrolito da Siracusa per il suo contributo, per le sue indicazioni sullo stato di salute del Siracusa, che sappiamo essere, diciamo, in questo momento, diciamo che non è convalescente, è un malato. Il Siracusa è malato e ancora necessita di molte cure. Speriamo che nelle prossime settimane il risultato di queste cure si possa vedere anche sul campo. Ci risentiremo con te, anche con te ovviamente, per Anteprima Corner il prossimo lunedì, ma ci ritroveremo chiaramente poi per il racconto anche della partita, quello che succederà tra il Crotone ed il Siracusa. Grazie ancora anche a Marco. Non mi resta a questo punto che intanto augurare a tutti voi il buon pomeriggio, ma dare appuntamento alle 20:45, perché a quell'ora ci ritroveremo in studio per parlare di Catania con Corner, la versione estesa. Parleremo a lungo e approfonditamente della sconfitta di Cosenza, la prima della stagione, una sconfitta che rischia anche di lasciare dei segni profondi nella testa dei giocatori etnei, ma ci proietteremo anche al prossimo impegno, quello di sabato prossimo, con il Sorrento. Questo, tanto altro, assieme ai vostri messaggi per dire la vostra, per dare i vostri commenti alla nostra linea WhatsApp. Ci fermiamo qui con Anteprima Corner. Grazie ancora a tutti voi e buon proseguimento.